Cicutto ha dato proprio un segnale che la Biennale è una delle istituzioni più importanti, non solo della città, ma della cultura internazionale. E dal 1895, quando iniziò questo percorso culturale, che la Biennale viene vista, e Venezia, che è legata a lei a filo doppio, come una istituzione che porta avanti cultura, iniziative di avanguardia e quant'altro. Il presidente dell'Istituto regionale Ville Venete, per 6 anni anche rettore dell'Università IUAV di Venezia, segue da vicino anche l'attività della Biennale di Venezia e plaude in modo convinto all'identità del nuovo corso impressa dal presidente Roberto Cicutto. Tra pochi giorni si aprirà la Mostra internazionale di architettura. I romani ne avevano parlato ai tempi di Augusto con Vitruvio, che l'architettura è importante per dare segnali di qualità al territorio e salvaguardarne le identità, e la Biennale con la mostra di architettura ci si prova. Poi il cinema a settembre. Si farà dal 1° di settembre all'11 con importanti presenze cinematografiche e poi con questa bella novità di dare un Leone d'Oro a un personaggio che io stimo particolarmente, che è Roberto Benigni, che darà anche questa spunta di curiosità e di interesse culturale al festival. C'è ottimismo? Direi di sì, e inoltre c'è la fede, insomma, che attraversa tutti i nostri lavori, e quindi con la fede si possono aprire percorsi di speranza e si guarda al futuro